Il presidente dell'Associazione Noi per San Rocco, nonché presidente dell'ADO, Associazione Dipendenti Ospedalieri, Pietro Marcelli, ha organizzato in sinergia con l'ospedale Santissima Trinità di Sora e tutto lo staff sanitario della struttura la seconda edizione della Giornata della Salute, che quest'anno si è svolta in due step. Sabato 4 giugno all'interno dell'Auditorium De Sica di Sora il primo step, con uno scambio di conoscenze e competenze fra l'ospedale ed il suo territorio. Sono orgoglioso di questa bellissima manifestazione che è la seconda giornata della salute e che va in sinergia con la Noi per San Rocco, dove sono il presidente, e con l'Associazione Dipendenti Ospedaliere, dove anche qui io sono il presidente. Io ringrazio vivamente tutti i miei collaboratori che mi hanno sostenuto in tutti questi mesi per poter organizzare, direi, una manifestazione bellissima, una manifestazione di tale importanza e molto prestigiosa per tutto il territorio della Ciociaria. Credo che sia una manifestazione che dia lustro a tutta la sanità provinciale. È una giornata molto importante quella di domani, perché la prevenzione è il modo più giusto per affrontare la sanità, quindi prevenire è meglio che curare, e domani avrete la possibilità tutti di fare queste visite gratuite di tutte le patologie, quindi anche io ho avuto modo l'anno scorso di avere un consulto di screening e per me è stato molto importante, quindi domani ci sarà la possibilità di fare tante visite. La giornata dedicata all'incontro con i professionisti del territorio ha avuto come madrina dell'evento la dottoressa Claudia Malerba. La manifestazione prevede due giornate, la prima è dedicata alla cultura e all'informazione, la seconda invece è più pratica, si terrà nel rione San Rocco a Sora e ci saranno delle prestazioni sanitarie gratuite per tutte le persone che si sono prenotate. La macchina organizzativa ha lavorato e funzionato alla perfezione, mi sento di ringraziare tutti gli attori che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione, ai medici, agli amministratori, ai politici, alla cittadinanza che ha partecipato. E mi preme sottolineare l'importanza del focus della manifestazione, che è la prevenzione che purtroppo in questi 2 anni a causa dell'emergenza della pandemia è stata messa da parte, di cui speriamo noi operatori sanitari di non dover vedere delle conseguenze in futuro. Domenica 5 giugno in piazza San Rocco ci sarà il vero e proprio villaggio della salute con ben 20 stand a disposizione dei cittadini prenotati per gli screening di prevenzione. Soddisfatto di poter presentare le eccellenze che lavorano per il Santissima Trinità, il direttore del presidio ospedaliero Massimo Menichini. È una prestazione importantissima che replica quella dell'anno scorso, con un ulteriore miglioramento sia in termini di prestazioni erogate, perché faremo molti più visite specialistiche rispetto a quelle dell'anno scorso, anche con uno strumentario un po' più sofisticato rispetto sempre all'anno precedente. È un superamento che è stato voluto da tutti, perché chiaramente la manifestazione dell'anno scorso ha avuto un ottimo riscontro sia da parte degli operatori, anche della cittadinanza, che ha utilizzato lo strumento appunto della manifestazione per sottoporsi a delle visite specialistiche che, come è stato detto pure l'anno scorso, magari possono favorire quei cittadini che non sono in grado, o per motivi economici oppure per le liste d'attesa, di usufruire di una visita specialistica.